Europa Network, ben ritrovati col nostro telegiornale, tanti gli argomenti di oggi, ma partiamo dai titoli. In Calabria il record del reddito di cittadinanza per le famiglie, 8 su 10 lo ottengono fra povertà e lavoro nero, e quanto emerge da un'indagine di Demoscopica. Protesta disperata dei dipendenti addetti al verde pubblico nella città di Corigliano Rossano da questa mattina sul tetto della scuola. Da 3 mesi il reparto di ortopedia dell'ospedale Iazzolino di Vibo è senza primario, le questioni burocratiche ne rallentano la nomina. Avrebbe riscosso indebitamente da alcuni commercianti abusivi il canone di occupazione che consisteva in denaro contante, generi alimentari e altra merce. Peccato in flagranza dei carabinieri e guai un ispettore capo di polizia locale di Rosarno. Operazione della Guardia di Finanza che ha coinvolto anche la Calabria, tesa a debellare la pirateria TV, oltre 5.000 gli utenti coinvolti. Oliverio replica a muso duro al commissario Graziano: nessuno può cacciarmi dal partito, io resto in campo. E poi una frecciata a Morra, fa il moralista, ma si guardi allo specchio. Bilancio positivo dell'operazione blu nell'estate della questura di Cosenza, numerosi controlli, 41 le persone arrestate, droga e armi sequestrate, diminuiti i furti negli appartamenti del 50%. Si è insediato questa mattina il nuovo procuratore aggiunto della distrettuale di Catanzaro, proviene dalla Procura di Napoli, è specializzato nel contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione. La Regione Calabria vara un progetto finanziato nell'ambito dei POR contro la dispersione scolastica. Buonasera, ancora ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Lo avete visto dai titoli in apertura, parliamo di reddito di cittadinanza, perché in Calabria, pensate un po', 8 famiglie su 10 lo ottengono fra povertà e lavoro nero. Questo emerge da un'indagine di Demoscopica, ma andiamo a vedere il nostro servizio. Le due facce del reddito di cittadinanza, povertà e lavoro nero, il maggiore livello di copertura è al sud, con in testa Campania, Calabria e Sicilia, realtà che presentano però anche la più elevata presenza di occupati non regolari. Quanto emerge da un'anticipazione del rapporto BCC Mediocrati sull'economia regionale realizzato da Demoscopica. Al primo posto nella classifica regionale ottenuta analizzando il peso percentuale sulla popolazione residente si colloca la Calabria con un valore pari a 33,45 domande accolte per ogni 1000 residenti e con 65.458 nuclei percettori in valore assoluto. Abbiamo analizzato gli ultimi dati sul reddito di cittadinanza e li abbiamo incrociati con due variabili secondo me molto importanti: la povertà assoluta e il lavoro irregolare, questo per capire che relazione ci può essere. Bene, ne è scaturito un elemento interessante: le due facce del reddito di cittadinanza, con riferimento alla Calabria in modo particolare. La Calabria è in testa per domande accolte di reddito di cittadinanza, ma è anche in testa per lavoro irregolare. In qualche modo c'è una relazione che noi abbiamo definito pericolosa, cioè all'aumentare del tasso di irregolarità del lavoro nero e dell'occupazione non regolare aumenta anche la richiesta per ottenere il beneficio del reddito di cittadinanza. C'è però un dato secondo noi comunque estremamente positivo. Ad oggi, cioè all'ultimo dato del 4 settembre 2019, circa 8 famiglie in povertà assoluta calabresi su 10 hanno beneficiato di questa misura. Quindi un passaggio successivo lo capiremo nei prossimi mesi, appunto per ragionare in maniera ancora più approfondita sulle relazioni con queste due variabili. Cambiamo adesso argomento, parliamo di proteste, perché sono saliti sul tetto della scuola per protestare 15 operai del verde pubblico di Corigliano Rossano che chiedono di poter lavorare. Questa mattina il sindaco Flavio Stasi li ha raggiunti dialogando insieme a loro per trovare una soluzione all'annosa vertenza. Vediamo.
Sul tetto per protesta il blitz degli operai del servizio verde pubblico stanotte nella scuola media Roncalli Levi a Corigliano Rossano. Non è la prima volta per i lavoratori costretti a iniziative eclatanti per portare il pane a casa. In un anno sono scesi in piazza 4 volte, chiedono di continuare a lavorare. Il servizio svolto da circa 15 persone non avrebbe avuto da parte del comune la copertura finanziaria. Sul posto per dialogare con i manifestanti il sindaco Flavio Stasi. Si tratta di padri di famiglia, disperati e onesti. Il grido d'aiuto per poter vivere dignitosamente, hanno figli e responsabilità, il primo cittadino disponibile a trovare una soluzione. Stiamo lavorando alla ricostituzione del servizio che serve alla città prima di tutto, perché tutti i concittadini dell'area Rossano ricordano che il decoro urbano, sull'area di Rossano, quando era istituito il servizio, era sicuramente in condizioni migliori, per cui si sta ragionando sulla ricostituzione del servizio. Stiamo facendo già la ricognizione l'abbiamo già cominciato qualche settimana fa, la ricognizione delle risorse, e adesso è soltanto questione di materializzare. Questo è un servizio nel quale queste persone, questi operai, nel corso di decenni di lavoro hanno guadagnato una grande professionalità, per cui si sta provando a far superare quella legittima diffidenza e sfiducia nelle istituzioni che purtroppo è stata causata da anni di promesse senza nessun tipo di risposta. Niente lezioni per gli studenti, la scuola è stata chiusa per motivi di sicurezza, sul posto le forze dell'ordine. Adesso parliamo di un'altra protesta, parliamo di sanità. Da 3 mesi il reparto di ortopedia di Vibo è senza primario, questioni burocratiche rallenterebbero la nomina. Che l'ospedale di Vibo Valentia sia un caso a sé nella pur genericamente martoriata sanità calabrese è cosa purtroppo ben nota, con criticità ben distribuite in tutti i settori sanitari e non. Ma che si arrivi ai paradossi attuali è certamente il dato più inquietante e sconfortante. Basti pensare alla situazione di ortopedia, reparto a rischio chiusura perché in assenza del suo primario. Ma perché paradosso? Perché, malgrado la generale volontà di risolvere il problema, ci si trova nell'assurda condizione di non poter nominare il primario di ortopedia. C'è la commissione, ma anche il presidente, che deve essere inderogabilmente il direttore sanitario aziendale effettivo, che ancora l'azienda sanitaria di Vibo Valentia non ha, perché non è e non è messo in condizioni di nominarlo. E così la carenza di una figura cardine porta di conseguenza ripercussioni sull'organizzazione complessiva della struttura ospedaliera e quindi a cascata sull'erogazione di un servizio pubblico che possa definirsi almeno soddisfacente per l'utenza. Il blocco delle assunzioni dovrebbe essere superato. L'unica cosa positiva del decreto Calabria era proprio lo sblocco delle assunzioni. Ora si sta facendo una ricognizione per tutte le aziende della Regione per vedere qual è il reale fabbisogno e chiedere ai ministeri affiancanti l'autorizzazione a poter assumere. Vibo paga lo scotto di essere stato soffocato, è come una pentola a pressione questo ospedale, questa azienda sanitaria, con un coperchio che bisogna prima o poi scoperchiare. Non bisogna aspettare qualcuno che venga da fuori, lo dobbiamo fare noi calabresi. Ci sono le possibilità per autorizzare le assunzioni di graduatorie già pronte, per definire, chiudere, concludere le procedure per l'assunzione, per la nomina di alcuni primari, e questa è una delle cose che darà motivazione, darà fiducia, darà credito anche agli altri operatori. Solo con loro, con un numero di personale quantitativamente efficace ed efficiente, noi potremmo ridare dignità a questo ospedale. Adesso parliamo di cronaca, perché avrebbe riscosso indebitamente da alcuni commercianti abusivi il canone di occupazione, che consisteva in denaro contante, generi alimentari e altra merce. È stato beccato in flagranza dai carabinieri, nei guai è finito un ispettore capo di polizia locale di Rosarno.
riscuoteva indebitamente da alcuni commercianti abusivi e non autorizzati il canone di occupazione di spazi pubblici destinati al mercato, ottenendo denaro contante, generi alimentari e altre merci. I carabinieri lo hanno beccato in flagranza di reato. Nei guai è finito un ispettore capo della polizia locale di Rosarno, di 63 anni, che è stato arrestato e posto ai domiciliari con l'accusa di induzione indebita a dare e promettere utilità. L'arresto è avvenuto nel corso di un servizio di controllo disposto dalla compagnia Carabinieri di Gioia Tauro. Una pattuglia ha notato un vigile urbano che in uniforme e con l'auto di servizio si aggirava per le vie del mercato riscuotendo denaro contante, generi alimentari e altre merci da alcuni commercianti. Allora, con l'ausilio dei militari della tenenza di Rosarno, che in abiti civili si sono confusi fra la folla, hanno osservato il vigile per verificarne il comportamento, riuscendo a documentare come lo stesso, avvalendosi della sua qualità di pubblico ufficiale, stesse mettendo in atto una condotta illecita. I carabinieri lo hanno quindi fermato, trovandolo in possesso di 40 euro e di diverse buste contenenti prodotti ortofrutticoli e cosmetici. 2 operazioni di polizia e guardia di finanza hanno interessato il mondo della pirateria web. Sono 2 milioni gli utenti che usufruiscono di metodi illeciti per vedere gratis le pay TV. Si rischiano sanzioni pesanti. La pacchia è finita, milioni di italiani e migliaia di calabresi dovranno dire addio alla no pay TV e ai metodi in grado di rendere disponibili gratuitamente le partite di calcio nazionale e internazionale sul proprio PC o televisore. Portate a termine 2 operazioni di contrasto alle pay TV pirata online. Sono 5 milioni gli utenti coinvolti che saranno oscurati, scoperti dalla polizia coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma e dalle agenzie europee Eurojust ed Europol. L'operazione interessa numerosi paesi europei. Si tratta di un volume d'affari di 2 milioni di euro al mese. Sono invece oltre 700.000 gli utenti inibiti alla visione che ora rischiano multe da 2.500 fino a 25.000 euro, 25 i responsabili individuati e più di 100 i militari impegnati di Black TV, IPTV, una vasta operazione condotta dalla Guardia di Finanza e coordinata dalla Procura di Napoli, sempre contro la pirateria televisiva online. Sequestrata e oscurata la nota piattaforma informatica Xtreme Code. Rischiano di essere iscritti sul registro degli indagati anche tutti i cittadini che hanno acquistato illegalmente i pacchetti di pay TV pirata. La Guardia di Finanza ha stimato anche che circa 600.000 persone avrebbero perso il posto di lavoro in seguito alle crisi aziendali indotte dal sistema smantellato dall'operazione Black IPTV. Lasciamo solo per il momento la cronaca, parliamo di politica perché il governatore Oliverio replica al commissario Graziano e dice: nessuno può cacciarmi dal partito, resto in campo. Rispetta gli appuntamenti in agenda, l'incontro a Catanzaro in un fitto calendario voluto dal governatore per incontrare i cittadini. Per lui, che con largo anticipo ha annunciato la ricandidatura alla guida della regione, la campagna elettorale è già aperta. Il consenso è una rete di sindaci e anche stavolta, come nel 2014, è in rotta di collisione con il suo partito, il PD. Nei giorni scorsi il commissario Stefano Graziano è stato perentorio: Oliverio è fuori dal PD, ma il presidente risponde a muso duro. Per la verità Oliverio è nel PD, non è Oliverio che si pone fuori dal PD, ma è un commissario che vuole sottrarre il PD ai calabresi, che è una cosa un poco diversa. Nessuno ha il potere di togliermi fuori dal PD. Io sono non solo iscritto al PD, ma ho una storia e la rivendico questa storia, e mi dispiace che appunto qualcuno abbia interpretato o qualcuno abbia fatto interpretare, come il commissario, se così è stato, che Oliverio è fuori dal PD. Il braccio di ferro con il commissario va avanti da mesi e si è acuito quando Oliverio ha formalmente firmato il decreto per le primarie bocciate da Graziano. E a quest'ultimo che il governatore ricorda che nel partito ci sono regole da rispettare. Il PD è regolato da uno statuto. Io ritengo che le regole valgano sempre, anche quando ci sono i commissari, ma soprattutto ritengo scorretto e irrispettoso rispetto a migliaia di iscritti e di militanti appunto pensare che un commissario nominato da Roma possa fare affermazioni come quelle che ho letto sulla stampa. Intanto resta da fissare la data per le regionali.
E a proposito di politiche e di regionalismo differenziato, è partito l'operazione Trasparenza, ma vediamo i particolari nel nostro servizio. Il regionalismo differenziato può rappresentare un'occasione vincente per il Mezzogiorno e quindi anche per la Calabria? Beh, non sono pochi quelli che pensano sia un azzardo definire il passaggio un'occasione. Magari sono poco informati o si limita ad una interpretazione di parte. Di certo, chi la pensa diversamente è la Fondazione Trasparenza, che ha addirittura redatto un documento, firmato da un nutrito gruppo di esperti in materia, con il quale si sostiene che è il modo decisivo per restituire forza alle aree più disagiate del paese e renderle protagoniste. Va da sé che l'affermazione è forte se si guarda dentro il calderone delle cose calabresi. Allora, il regionalismo differenziato risolverà i nostri problemi? No, assolutamente no. Nel documento è indicata la strada da percorrere per agganciare questa opportunità. Non a caso si utilizza un termine forte, vale a dire ricostruzione, un'azione necessaria dopo anni di demolizione dei diritti fondamentali. Si elencano i pezzi mancanti del sistema regione, il lavoro, la sanità, la produttività, l'ambiente. Basta questo? Non proprio, perché la Fondazione non trascura la pubblica amministrazione, che va sottratta all'occupazione sistematica da parte dei poteri criminali. Basterebbe che la politica incidesse in maniera visibile in queste aree della vita sociale per recuperare credibilità. È possibile ciò? Dipende da due fattori, volontà e capacità. Da qui l'invito rivolto ai nuovi gestori della cosa pubblica calabrese, come dire, adesso o mai più. E si è parlato anche di Cosenza, oggi alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella nella capitale italiana. È stato il presidente del Censis Giuseppe De Rita nel corso proprio del suo intervento nel convegno denominato Idee per Roma 2030 a raccontare la sua esperienza in riva al Crati. Ma sentiamo proprio le sue parole. Io vengo da 2 giorni di riflessione sulla città di Cosenza, con la Camera di Commercio, col Comune, e lì c'è. La città vive di enti intermedi che però alla fine garantiscono il governo. Senti che la città è governata non perché il sindaco sia un grand'uomo o l'assessore sia una grande donna, no, perché tutti i corpi intermedi che si riconoscono magari in Camera di Commercio vivono questo elemento di uscita da una mediocrità. Chi ha conosciuto Cosenza come me negli anni 50 lo sa, escono dalla mediocrità. Cambiamo ancora argomento, torniamo a parlare di cronaca perché c'è il progetto Blu nell'estate che ha portato a 41 arresti e sequestri di armi e droga, ha battuto il numero di furti nelle abitazioni e la questura di Cosenza è soddisfatta per i risultati in programma, nuove attività di controllo del territorio. Droga, armi, infrazioni stradali e tanti altri reati, il progetto Blu nell'estate della questura di Cosenza ha permesso di scoprire e sanzionare una miriade di azioni e comportamenti illeciti commessi sul territorio provinciale. Un'azione di prevenzione e controllo del territorio che è andata ad aggiungersi all'attività di indagine in corso da parte degli uomini guidati dal questore Petrocca. Abbiamo dato attuazione a questo progetto che avevamo ideato all'inizio dell'estate, quindi il Blu nell'estate. Devo dire che veramente abbiamo avuto dei risultati ottimi. Sono aumentati tantissimo i controlli, i posti di blocco, le persone identificate e controllate, i sequestri di armi. Insomma, posso dire che i risultati sono soddisfacenti, ma il risultato anche più ci gratifica è l'apprezzamento delle persone, dei cittadini che hanno visto la presenza della polizia per strada, delle macchine, delle pattuglie in bici e che quindi sono rimasti veramente contenti di questo impegno da parte della questura. Oltre alle sostanze stupefacenti, 405 grammi di cocaina, 120 di eroina, hashish e marijuana, sono state sequestrate anche armi, 11 fucili, 4 pistole e 7 armi da taglio. La notizia che forse farà più piacere ai cittadini non riguarda reati contestati e puniti, ma quelli che non sono stati commessi. Rispetto all'ultimo anno c'è stata una drastica riduzione dei furti in appartamento. Abbiamo sequestrato un notevole quantitativo di stupefacenti, la polizia stradale, pensiamo in un controllo, ha sequestrato 29 kg di marijuana, sono state ritirate un numero molto alto di patenti, sequestrate autovetture per irregolarità, sono stati controllati anche i lidi, c'è stata proprio un'operazione finalizzata al controllo dei lidi, si sono dimezzati proprio del 50% i furti in appartamento e questi sono quei risultati che fanno piacere alla gente che lascia casa per andare in ferie e poi magari quando torna trova la casa a soqquadro e non è una cosa piacevole. Chiusa con successo la parentesi estiva, si riparte con il controllo del territorio di routine, se si può chiamare così, con un'attenzione particolare per le scuole,
scuole, luogo di incontro tra i ragazzi e le pericolose sostanze stupefacenti. E si è insediata questa mattina il nuovo procuratore aggiunto di Catanzaro, Giancarlo Novelli, proviene dalla Procura di Napoli. Il nuovo procuratore aggiunto di Catanzaro, Giancarlo Novelli, arriva al Palazzo di Giustizia. Ad accompagnarlo i colleghi della Procura guidata da Nicola Gratteri. Questa mattina la cerimonia di giuramento. Già sostituto procuratore a Napoli, Novelli è specializzato nel contrasto ai reati contro la pubblica amministrazione. Per me è un onore collaborare con la Procura di Catanzaro, col procuratore Gratteri. E per quanto riguarda il mio impegno sarà un impegno di servizio, cioè ritengo che oggi come oggi dirigere o collaborare alla direzione, come nel mio caso un ufficio, significa soprattutto mettere in condizioni i colleghi di lavorare nelle migliori condizioni possibili. Certamente un consiglio, se qualcuno lo chiederà, verrà dato, ma il mio obiettivo primario è fare in modo che i giovani colleghi, che sono tutti bravi, entusiasti per loro natura, energici, volenterosi, abbiano tutte le condizioni per poter lavorare in serenità. Ad accogliere il nuovo aggiunto il procuratore Nicola Gratteri. Ormai da più di un anno che il collega Bombardieri è diventato procuratore di Reggio Calabria, quindi per noi era importante riempire la casella con un magistrato di qualità come Novelli, che curerà la procura ordinaria e seguirà quindi i 12 sostituti dell'ordinaria. Siamo molto contenti, è un magistrato molto preparato, molto serio, un grande lavoratore, quindi abbiamo fatto un grande acquisto e sicuramente ne gioveranno le indagini e quindi la collettività ne avrà più di tutti beneficio. Adesso altre storie, altre notizie di cronaca nei nostri 100 secondi. Un carico di 55 kg di marijuana destinato presumibilmente alla piazza dello Spaccio siciliano è stato intercettato dai carabinieri della stazione di Villapiana lungo la statale 106. La droga viaggiava su un furgone guidato da un 47enne catanese che è stato arrestato. L'uomo, fermato ad un normale posto di controllo, ha dichiarato di essere un muratore e di trasportare materiale edile verso la Sicilia. I militari, aperto il portello del cassone del mezzo, hanno trovato diverso materiale per ponteggi e strutture edili. Sotto l'attrezzatura però erano nascosti 10 sacchi termosigillati contenenti ognuno diversi chili di droga. Nell'aula della Corte d'Assise del Tribunale di Catanzaro si è svolta la prima udienza del processo per l'autobomba che nell'aprile del 2018 all'Invadi uccise il biologo Matteo Vinci, alla sbarra Rosaria Mancuso, Domenico Di Grillo, Vito Barbara e Salvatore Mancuso. Gli imputati devono rispondere di omicidio, tentato omicidio, detenzione e porto illegale di esplosivo, lesioni personali, armi e tentata estorsione, reati tutti aggravati dalle modalità mafiose. A processo anche Lucia Di Grillo, 29 anni, che risponde soltanto dell'imputazione relativa alle armi. Nessuno però si è costituito parte civile nel procedimento, non ci sono istituzioni, enti locali o associazioni. 2 persone ritenute responsabili di una rapina messa in atto ai danni della titolare di un supermercato di Zambrone sono state raggiunte dalla misura di prevenzione dell'avviso orale emesso dal questore di Vibo Valentia. I 2, in concorso con una terza persona, avrebbero avvicinato la vittima che stava facendo rientro a casa dopo la chiusura dell'attività e con violenza le avrebbero scippato una borsa contenente del denaro, contante per alcune migliaia di euro, degli assegni e un telefono cellulare. Parliamo adesso del progetto contro la dispersione scolastica. È stato varato dalla Regione Calabria e il bando è stato finanziato nell'ambito della programmazione del POR. Un progetto per combattere la dispersione scolastica si chiama Fare scuola fuori dalle aule. Il bando, giunto alla terza edizione, è presentato nella Sala Verde della Cittadella Regionale a Catanzaro. Una riunione operativa per illustrare gli obiettivi e le caratteristiche dell'avviso pubblico finanziato nell'ambito della programmazione POR. Vede in campo risorse importanti perché parliamo di circa 3,5 milioni di euro ed è rivolto a quelle scuole che ricadono nelle aree interne. Raggiungiamo oltre 200 istituti scolastici. L'obiettivo è quello di contrastare la dispersione scolastica, ma offrendo una opportunità a questi ragazzi che vengono individuati con alcuni criteri definiti, offrendo loro l'opportunità di fare una esperienza al di fuori delle loro famiglie, perché si tratta di soggiorni di apprendimento, studio e di compiere una duplice esperienza, da un punto di vista quella
che va in direzione del comportamento, quindi la condivisione di spazi, di tempi, anche lontano da casa, e quindi favorire proprio questa socialità. E poi anche però naturalmente un'esperienza di apprendimento attivo, portandoli in situazione, portandoli diciamo, attraverso questi soggiorni alla osservazione, a rendersi conto di quelle che possono essere anche le loro potenzialità. La misura ha già coinvolto nelle 2 precedenti edizioni oltre 8.000 studenti. Ed è stato presentato al chiostro di San Domenico a Cosenza la seconda edizione di TEDx Cosenza, evento creato per promuovere le idee innovative che arrivano dai giovani. Si chiama TEDx Cosenza ed è l'evento nato per far conoscere realtà locali e non, meritevoli di essere diffuse e condivise, orientate alla valorizzazione di nuove idee legate ai giovani. Stamattina è stata presentata la seconda edizione, in programma venerdì 20 settembre al Teatro Rendano. Promosso dall'organizzazione no profit TEDx Cosenza, l'evento è patrocinato dall'amministrazione comunale. TED è un evento culturale mirato soprattutto ai giovani e al diffondere idee che vale la pena di essere diffuse. Il tema di questa edizione è autofocus, perché vuole concentrarsi appunto su aspetti innovativi, prospettive nuove da mostrare, per far riflettere, per portare argomenti quali l'integrazione culturale su un palco che abbia una risonanza anche a livello internazionale. E poi appunto è un'ottima occasione per mettere in luce quelle che sono le eccellenze calabresi, soprattutto le eccellenze giovani calabresi. Noi come Regione Calabria in diversi indicatori risultiamo chiaramente nelle ultime posizioni. Il nostro auspicio è che da queste manifestazioni si possano avere quei contenuti che danno una spinta al rilancio della nostra regione. Adesso vediamo le previsioni del tempo. Il campo d'alta pressione che sta dominando l'Europa occidentale da giorni mostra segni di cedimento a causa di una profonda seccatura con minimo in quote al suolo centrato sulla penisola scandinava, capace di apportare un peggioramento del tempo su quasi tutta la penisola italiana nella giornata di giovedì. Gli effetti sulla nostra regione invece si avvertiranno solo a partire dalla serata di giovedì stesso, a partire da nord con i primi temporali, mentre nella giornata di venerdì si avrà un tempo instabile su quasi tutta la regione, con generale abbassamento delle temperature. Domani, durante la giornata, poco o al più parzialmente nuvoloso per passaggio di nubi medio-alte, con possibilità di brevi rovesci pomeridiani sulle zone montuose. In serata aumento della nuvolosità a partire da nord, con possibili rovesci temporali che interesseranno in particolare l'area del Pollino, lo Ionio Cosentino e la Sila Greca. Venti localmente forti da nord-est in serata sui litorali tirrenici cosentini. Temperature stazionarie. Domani mari poco mossi, solo in serata rapido aumento del moto ondoso dal Tirreno Cosentino e dallo Ionio, che diventeranno mossi. Dopo aver soffiato deboli a regime di brezza ovunque, i venti dal tardo pomeriggio tenderanno a disporsi da nord-est moderati sullo Ionio, da est localmente forti sul Tirreno Cosentino. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci.